E appunto a chiusura di questa serata, in prima assoluta, eseguiremo l'ultimo brano nato dalla penna e dalle note del maestro Patrizia Panelli. E quale brano più indicato per questo periodo natalizio? Si tratta del presepe napoletano. Il brano nasce da un'osservazione che il nostro maestro ha fatto. Il presepe napoletano è diverso da tutti i presepi del mondo. Nel presepe africano la Madonna, San Giuseppe e il Bambinello sono africani, in quello eschimese sono eschimesi, in quello messicano sono in abiti messicani e così via. Nel presepe napoletano invece la Madonna, San Giuseppe ed il Bambinello sono nei costumi della Palestina e tutto il resto è un grande mercato napoletano del Settecento. Tutto ciò è stato trasportato in musica. San Giuseppe e la Madonna diranno una preghiera in aramaico, il dialetto che parlava Gesù, e i venditori ambulanti si esprimeranno in napoletano. L'ultima parola che si sentirà pronunciare è Gesù in aramaico. San Giuseppe, orchestra di San Giuseppe, la Madonna, orchestra della Madonna. Ecco il Napoli.